Sul Monte Carmelo Elia ha sfidato i 450 profeti di Baal e ha vinto la sfida. Il Dio di Israele, di cui Elia è il servo ufficiale, ha dimostrato la propria divinità. Ha fatto piovere. La grande sfida provocata da Elia ha raggiunto un successo vistoso. Ma Elia ne approfitta. Interviene con una modalità violenta. Pensa di risolvere quei problemi uccidendo. E difatti fa sterminare i profeti di Baal, suscitando le ire della regina Jezabele, moglie di Acab, re di Israele. Elia deve fuggire. Sembrava il vincitore, però dopo lo scontro sul Carmelo, di fatto il profeta si trova in una situazione ancora peggiore alla precedente. È stanco, demoralizzato, abbattuto. Fugge verso il sud, si getta nel deserto, fa perdere le proprie tracce, inseguito dai soldati del re di Israele, mette in salvo la propria vita e progetta un pellegrinaggio al Sinai. E potrebbe essere considerato il primo pellegrinaggio verso il Monte Santo di Dio. La tradizione che racconta le vicende di Elia, noi moderni la chiamiamo deuteronomista, e questa tradizione non adopera il nome Sinai, bensì Oreb. Però intende la stessa catena montuosa della penisola del Sinai, senza che noi abbiamo la possibilità di identificare precisamente una montagna. Elia aveva sentito le antiche tradizioni che raccontavano della apparizione di Dio sul monte a Mosè. Da Elia a Mosè ci sono più di 400 anni. Elia ricorda, per sentito dire, qualche cosa che è capitato 400 anni prima. Molto, troppo, al punto da aver perso la memoria. Elia vuole ritornare alle fonti e fa questo viaggio nel deserto alla ricerca del Dio di Israele. Il narratore, al capitolo 18 del primo libro dei Re, ci ha presentato lo scontro e al capitolo 19 ci racconta il viaggio. Elia si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Beersheba, l'ultimo paese della tribù di Giuda al sud. Lasciò là il suo servo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un cespuglio
La vecchia traduzione parlava di un ginepro, la nuova la chiama ginestra, forse non sappiamo bene che cespuglio fosse, ma è un arbusto del deserto. Il profeta, senza cibo, senza acqua, senza accompagnamento, senza alcun mezzo di sopravvivenza, si butta nel deserto. Significa andare a morire. Dopo una giornata di cammino sotto il sole, non ha più forza, si lascia cadere sotto un cespuglio. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto il cespuglio. È desideroso di morire, è stanco di vivere, è demoralizzato. Uomo combattente avrebbe voluto vincere quella guerra religiosa. Ha vinto una battaglia, ma ha perso la guerra. È stanco. Ritiene di non essere meglio degli altri. Ritiene che ormai sia finito tutto. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve. Quindi, di nuovo, si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb. Un viaggio lungo da fare, 40 giorni di strada, senza vettovaglie, ma di notte un cibo preparato da Dio, offertogli in dono prodigioso, lo nutre e lo rafforza. Il profeta tende a dormire, a chiudersi, a fuggire. Il Signore lo sveglia, lo alza. L'angelo del Signore è un modo tipico di esprimere l'intervento di Dio nella storia umana. È colui che sveglia il profeta, lo invita a mangiare e gli spiega: il cammino per te è troppo lungo, come dire, da solo non ce la fai. Non è possibile per te affrontare un viaggio del genere. Non è semplicemente un viaggio nel deserto, un grande pellegrinaggio, è il viaggio della vita. Non ce la fai ad arrivare all'obiettivo, a raggiungere la meta. Quel cibo prodigioso, quel pane del deserto che nutre il profeta per il cammino, è stato interpretato da noi cristiani come un segno profetico dell'Eucaristia. Il pane del cammino con cui Dio nutre il suo popolo per renderlo capace di arrivare alla meta. Tolkien ha inventato per gli elfi il pan di via, che è una immagine tratta proprio da questo episodio che riprende simbolicamente il tema dell'Eucaristia. È un pane molto sottile che dà una energia eccezionale e ne basta una piccola dose per avere la capacità di camminare 40 giorni e 40 notti. E lì arriva al monte di Dio, l'Oreb, entra in una caverna per passarvi la notte.
quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore, che gli disse: «Che cosa fai qui, Elia?» Gli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti». Sono pieno di zelo significa sono entusiasta, sono molto impegnato, ma significa anche sono arrabbiato, sono furibondo. Io sto dalla parte del Dio di Israele, ma sono furibondo perché gli israeliti hanno abbandonato l'alleanza, hanno demolito gli altari, hanno ucciso di spada i profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. È una lamentela. Il profeta si sfoga perché il mondo va male, perché sono tutti traviati e corrotti, tutti fanno il male, sono rimasto io solo e loro tentano di togliermi la vita. Omette di dire che lui ne ha ammazzati 450. Ha lavorato cioè con lo stesso metodo. Gli disse: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Anche questa nuova traduzione non è delle migliori. Preferisco rendere letteralmente l'originale ebraico dicendo la voce di un silenzio sottile. È una frase poetica, non molto chiara, proprio perché è un'espressione ermetica che deve cercare di comunicare liricamente un messaggio. Elia è un uomo di fuoco, è l'uomo che ottiene il fuoco dal cielo, è un terremoto vivente, è lui che spacca le rocce, sempre per la gloria di Dio. Ma adesso, arrivato sul monte, deve rendersi conto che Dio è diverso. Vengono presentate, semplicemente con brevi accenni, le tipiche manifestazioni potenti con cui vengono narrate le teofanie. Il vento di uragano, il terremoto, il fuoco, cioè il fulmine. Ma Dio non è lì. Dio non si manifesta in queste realtà potenti. Il modo con cui Dio interviene non è quello della forza, della violenza, del fulmine del cielo che incenerisce i nemici. Si continua a cadere in quella mentalità aspettando l'intervento di Dio come un fulmine distruttore e castigatore. Dio non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco. Poi ci fu la voce di un silenzio sottile. Possiamo immaginare una brezza leggera, sì, un venticello delicato, ed è quella la voce di Dio, è una voce di silenzio, un silenzio sottile, fine, che deve essere percepito da un orecchio molto attento, da un cuore estremamente vigilante e capace di ascoltare. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Elia uscì dalla caverna
è una immagine molto importante. La caverna è il rifugio, è l'immagine simbolica del grembo materno. Tecnicamente gli antropologi la chiamano simbolo matriziale, cioè della matrice. Uscire dalla caverna significa venire alla luce. È un modo per indicare la nuova nascita, il cambiamento della persona che esce fuori. È un esodo esistenziale che compie Elia. Non dimentichiamoci che chi racconta questa storia è un teologo finissimo, abile narratore che racconta una vicenda per insegnare una teologia, rielabora le antiche tradizioni di Mosè, della teofania del Sinai, e la presenta con una spiritualità notevolmente più matura. Sta criticando Elia, lo presenta come il grande eroe del passato, il servo di Dio, l'uomo fedele, il profeta coraggioso, ma nello stesso tempo corregge l'impostazione violenta di quella mentalità tipica di Elia e propone una spiritualità capace di ascoltare la voce del silenzio, capace di percepire quella brezza delicata che è il modo con cui il Signore si manifesta. Elia esce dalla caverna e incontra il Signore. Lui che aveva combattuto tutta la vita per il Signore, lo incontra adesso. Scopre che il Signore è diverso da come lui se l'era immaginato, da come l'aveva rappresentato. E sente dal Signore l'incarico finale. Gli viene dato il compito di ritornare e di riorganizzare la vita religiosa. Non è vero che sei l'unico. Mi sono riservato 7.000 persone che non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal. I numeri sono simbolici. Elia è convinto di essere rimasto l'unico. Il Signore gli dice che ce ne sono altri 7.000. E quindi è bene che Elia non si scoraggi, non abbandoni il campo, non ritenga che tutto è finito, rovinato, perso. Ma c'è un'autentica possibilità di nuovo inizio e di feconda ripresa. Non solo, ma il Signore gli dà anche l'incarico di scegliersi un successore. Vuol dire che sta terminando il proprio cammino, deve pensare a passare la mano a qualcun altro dopo di sé. Ed Elia ritorna sui propri passi e la prima cosa che fa è scegliere un giovane che entri al suo servizio come discepolo in modo tale da poter continuare l'opera del profeta. Partito di là, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé. È un ricco contadino, ha un grande podere, guida schiere di aratori, ha una buona possibilità di vita e viene scelto perché lasci quel mondo agricolo per entrare al servizio del Signore. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il mantello, gesto simbolico con cui lo prende sotto la propria protezione. Ma il mantello del profeta è un po',
il profeta stesso. Il mantello di Elia addosso ad Eliseo è il segno della continuità dell'opera. Eliseo eredita il mantello di Elia, ma deve scegliere di aderire a questo ideale profetico. Eliseo lasciò i buoi, corse dietro a Elia, dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai che cosa ho fatto di te. Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. È un gesto interessante e strano. Eliseo sacrifica i buoi con cui stava arando e il giogo serve come legna da ardere e il sacrificio diventa un sacrificio di comunione, un grande banchetto per il popolo. Il proprietario terriero sacrifica la propria proprietà e dà da mangiare al popolo, mette fine a quella sua vita e ne inizia un'altra. Si alzò e seguì Elia, entrando così al suo servizio. E in tal modo Eliseo entra nello stesso ambiente di Elia e si prepara a prenderne il posto. All'inizio del secondo libro dei Re, al capitolo 2, viene narrata la fine della vicenda di Elia, che può coincidere con l'inizio del ministero di Eliseo. È il momento della assunzione al cielo del profeta Elia, il quale cerca di lasciare indietro Eliseo, ma lui ostinatamente lo segue fino a Gerico, fin oltre il Giordano. Elia torna indietro, ripercorre la strada di Giosuè, ma al contrario, va al di là del Giordano, nella piana, e lì improvvisamente compare un carro di fuoco, trainato da cavalli di fuoco. Elia sale sul carro e viene portato verso il cielo. Ma mentre sale lascia cadere il mantello e Eliseo prende il mantello di Elia che sparisce in un turbine di fuoco. Il racconto è chiaramente leggendario, agiografico, come la vita miracolosa di un santo, e presenta questo personaggio che sparisce, improvvisamente era apparso, improvvisamente sparisce. Non ne viene raccontata la morte, ma è preso in alto attraverso il fuoco. Eliseo ne eredita il mantello, eredita quindi lo spirito stesso di Elia. Eliseo raccolse il mantello che era caduto ad Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto ad Elia e percosse le acque dicendo: dov'è il Signore Dio di Elia? Quando egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Eliseo apre il Giordano, di nuovo, come era capitato a Giosuè, è di nuovo una guida, l'eroico condottiero che prende in mano il controllo di Israele, ma lo fa con il mantello di Elia,
con l'autorità profetica che gli viene dal Maestro. I profeti di Gerico, i figli dei profeti che abitavano a Gerico, quella confraternita legata al mondo dei profeti, vide la scena e dissero: lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Egli sarà il continuatore di quel grande movimento profetico iniziato da Elia.